suo intervento. Il caso ha voluto che parlassi come Sesto o come Settimo, quindi ho avuto la possibilità di giovarmi delle cose che sono state dette dagli altri. Quando Gabino Sale mi ha chiamato non mi ha detto devi parlare di questo tema e devi parlarne in questo modo, mi ha detto si parla di sovranità, di autonomia, di diritti, di autogoverno, tu vieni e di quello che vuoi. Non è la prima volta che intervengo su questo tema. Devo dire che in passato ho sostenuto posizioni parzialmente diverse rispetto a quelle che avete sentito oggi. Parzialmente diverse perché, come dire, come sentimento io mi sento naturalmente sardo e quindi naturalmente parte di un popolo. Per i continentali l'espressione popolo sardo, popolo saldo, no? Noi abbiamo tanti modi di esprimerlo, è un'espressione un po' inusuale, perché per loro suonerebbe inusuale l'espressione popolo laziale, no? Popolo laziale, popolo romanista, popolo abruzzese, e invece l'espressione popolo sardo è un'espressione che noi sentiamo, percepiamo come familiare. Questo qualcosa vorrà dire, qualcosa vorrà dire. Quindi io, ripeto, sentimentalmente mi sento parte di questo popolo e ho sempre avuto grande difficoltà a dire di essere parte del popolo italiano, pur riconoscendomi nei valori di libertà, di democrazia e di eguaglianza della Costituzione repubblicana. Dico che faccio parte del popolo sardo e non dico che faccio parte del popolo italiano. Ripeto, questa però la mia è sempre stata un'adesione di tipo sentimentale, emotiva. Razionalmente però, probabilmente questo dipende anche dal mestiere che faccio, ho sempre ragionato utilizzando categorie differenti e per esempio ho sempre dubitato di termini come sovranità e di termini come indipendenza. E ne ho dubitato perché questi termini in passato, nella scienza della quale io mi occupo, nella scienza del diritto pubblico, ma anche nella retorica politica, hanno sempre avuto dei significati e delle connotazioni che mi hanno sempre convinto poco, anzi mi hanno sempre fatto parecchia paura. L'incontro di oggi, secondo me, sotto questo profilo, almeno per quanto mi riguarda, è stato utilissimo, perché oggi si sta ragionando di sovranità e di indipendenza, cercando di cogliere sfumature nuove dietro questi concetti. Noi utilizziamo le parole per definire le cose, però a volte succede che le cose cambino nel frattempo e le parole invecchiano. E quindi usiamo parole vecchie per definire realtà nuove, oppure utilizziamo parole nuove per definire realtà vecchie. Io oggi voglio provare a saltare il fossato rappresentato dalle parole e andare a vedere le cose come stanno. Ora, prima nell'intervento che mi ha preceduto, credo, sì, se non ricordo male, l'intervento di Massimo D'Aldea, c'è stata un'affermazione di questo tipo, che io in larga parte condivido, però voglio provare ad analizzarla, perché secondo me può essere utile proprio partire da questa asserzione qui. L'autonomia speciale sarda è fallita, dobbiamo rivendicare la sovranità. La specialità sarda è fallita. È un giudizio che io condivido, poi magari provo anche a spiegare nel dettaglio perché. È la specialità del Trentino Alto Adige? È la specialità della Valle d'Aosta? È la specialità del Friuli Venezia Giulia? Lasciamo perdere la specialità della Sicilia, perché quello è un caso a sé stante, che per certi versi è paragonabile alla nostra specialità, mentre per altri se ne discosta per caratteristiche peculiari della Sicilia, che adesso sulle quali adesso non è il caso di soffermarsi. È fallita la specialità delle regioni del settentrione, delle 3 regioni del settentrione che ho elencato prima? La risposta è no. Vi propongo un'altra domanda. Il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d'Aosta sono veramente regioni speciali o forse vivono una condizione istituzionale che guarda un po' per certi versi si avvicina parecchio alla sovranità? Secondo me la risposta corretta è la seconda, cioè se per sovranità, attenzione, proviamo a squarciare il velo dei simboli
Quindi andiamo al significato delle parole e rapportiamo alle cose come effettivamente sono. Se per sovranità noi intendiamo l'insieme delle funzioni pubbliche che un potere sovraordinato esercita su un territorio, se per sovranità intendiamo la somma dei poteri supremi, beh, al Trentino Alto Adige, alla Valle d'Aosta, al Friuli Venezia Giulia, ma direi alla Valle d'Aosta, al Trentino Alto Adige, manca così perché di fatto siano entità territoriali sovrane. Sapete perché? Perché lo Stato italiano del Trentino Alto Adige e nella Valle d'Aosta non c'è. Tutte le funzioni pubbliche, ormai quasi tutte le funzioni pubbliche, sono state interamente regionalizzate. Chi finanzia il sistema degli enti locali Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta? La Regione. Chi finanzia il sistema universitario in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta? La Regione. Chi si preoccupa, faccio un esempio perché questo rappresenta proprio una competenza sovrana per eccellenza, chi sovrintende alla manutenzione delle caserme, cioè chi è che esercita funzioni che in qualche modo hanno a che fare con la tutela dell'ordine pubblico in queste regioni qua. Ancora una volta la risposta è quella di prima, la Regione. Lo Stato in queste due regioni del nord vigila sul rispetto dei confini territoriali e garantisce un po' di ordine pubblico. Tutto il resto è a carico della Regione, sia dal punto di vista funzionale e competenziale, perché le competenze pubbliche sono materialmente esercitate dalla Regione, e attenzione, secondo punto che non è trascurabile, sono a carico della Regione anche da un punto di vista finanziario. Guardate, la specialità intesa in senso forte non è altro che nel mio territorio gli organi che rappresentano il corpo elettorale del mio territorio aspirano ad esercitare la totalità delle funzioni pubbliche e a finanziarle col gettito fiscale che è prodotto dal territorio. Questa è la specialità. Perché in Sardegna non siamo arrivati ad una situazione di questo tipo? Per diverse ragioni. Alcune sono state già elencate prima. Sicuramente una parte grande di responsabilità deve essere attribuita alle classi dirigenti. E per classi dirigenti non mi riferisco soltanto alla politica, perché la politica non è che si libera nel vuoto. La classe dirigente è l'università, è la classe imprenditoriale, sono le avanguardie culturali, l'associazionismo. Insomma, la classe dirigente sarda non ha imparato in questi decenni a gestire l'autonomia. Tanto è vero che la regione sarda, se paragonata non soltanto alle regioni speciali, ma anche al complesso delle regioni ordinarie, forse è la regione italiana che esercita meno competenze di tutti. La presenza dello Stato italiano in Sardegna, cioè la presenza dello Stato italiano qui è maggiore che in qualsiasi altra regione italiana. Ma perché? Perché noi queste competenze non le abbiamo mai rivendicate. Un esempio per tutti, il finanziamento degli enti locali. Sapete chi finanzia il sistema degli enti locali, soprattutto in Sardegna? Trasferimenti statali. E perché? Ma perché la regione è sempre stata molto timida nel rivendicare questa competenza. Perché rivendicare una competenza significa poi gestirla, significa avere le strutture per farlo, la cultura per farlo. Quindi, attenzione, io vi invito a riflettere su questo paradosso. In Sardegna le classi dirigenti non si sono abituate all'autonomia e però chiediamo la sovranità e l'indipendenza. È un paradosso? Questa è una domanda provocatoria che vi rivolgo. Sì, è un paradosso, ed è un paradosso sul quale vi invito a riflettere. Altre cause che hanno generato la crisi della nostra autonomia. Il fatto che la Sardegna è un territorio povero. La capacità fiscale per abitante della Sardegna non è paragonabile a quella del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta. Lì, col gettito fiscale prodotto dal loro territorio, non soltanto sono in grado di finanziare abbondantemente tutte le funzioni pubbliche, ma sarebbero in grado di finanziare anche tutte le restanti funzioni, quelle che attualmente vengono esercitate dallo Stato. Se la tutela dell'ordine pubblico fosse posta a carico del Trentino Alto Adige, il Trentino Alto Adige avrebbe i soldi per farsene carico. Quanto manca per arrivare alla sovranità? Se si dovesse realizzare una situazione di questo tipo, quanto mancherebbe per arrivare alla sovranità? Pochissimo. Questo significa che in realtà la specialità non è il contrario della sovranità.
Ma la specialità, se correttamente intesa, se declinata autenticamente, se vissuta effettivamente, se esercitata, in realtà è l'approdo graduale alla condizione di indipendenza, perché la storia non ammette scorciatoie. La sovranità politica non precede, ma segue l'indipendenza economico-finanziaria. Prendiamo il caso appunto delle Fiandre. I belgi di nazionalità olandese, che sono la parte ricca, adesso pretendono il distacco perché avanzano la pretesa di poter fare da soli, e possono fare da soli perché hanno la capacità di farlo. Perché la rivendicazione di indipendenza è sempre fatta dalle comunità territoriali più forti, economicamente e demograficamente? Perché hanno le gambe per poter camminare da soli. Quindi attenzione, non ci sono scorciatoie. Io credo che l'indipendenza nei termini in cui è stata declinata prima, sia un traguardo che ci dobbiamo porre, perché l'argomento che portava Lopez Tena è un argomento, come dire, ineludibile, inconfutabile. Se una maggioranza di persone, o una stragrande maggioranza di persone stanziate sul territorio, decide democraticamente che quel territorio si costituisce in ordinamento indipendente, contro la ferrea logica democratica di questo argomento non è possibile opporre alcunché. Quindi l'indipendenza ha un fondamento democratico, però io vi invito a riflettere sul processo graduale attraverso il quale conseguire questo traguardo, e non è un processo graduale semplice. Vi faccio un paio di esempi e mi avvio alla conclusione, anche perché non voglio rubare spazio a eventuale dibattito. Poi se ci fosse la possibilità di fare anche un secondo giro, ma questa è una cosa che valuteranno gli organizzatori. Parliamo della specialità finanziaria, perché guardate, specialità significa soprattutto specialità finanziaria. La Corte Costituzionale nel tempo ha smussato gli altri aspetti della specialità. Le nostre competenze legislative, amministrative e quant'altro oramai non sono diverse da quelle delle altre regioni italiane. Quindi allo stato attuale dei fatti specialità è soprattutto specialità finanziaria. Ora, a noi conviene mantenere questo regime di specialità finanziaria? La risposta è sì e no, dipende. L'avvertenza delle entrate del 2006 è ottima, perché a regime garantisce risorse aggiuntive che ci consentirebbero non soltanto di finanziare tutte le funzioni che attualmente esercitiamo, ma ne avanzerebbero. Al netto degli oneri relativi alla spesa sanitaria credo che viaggiamo sui 1500 milioni di euro, e con 1500 milioni di euro si possono fare tantissime cose. Quindi nel breve periodo noi dobbiamo pretendere il rispetto dell'articolo 8 e dobbiamo pretenderlo utilizzando gli strumenti istituzionali che l'ordinamento ci mette a disposizione, perché la Corte Costituzionale, di fronte alla Corte Costituzionale dobbiamo andarci. Non ha senso pretendere la riscrittura del patto. Noi adesso dobbiamo pretendere il rispetto di quel patto lì, e dopo che abbiamo preteso il rispetto di quel patto, soltanto allora possiamo porci come obiettivo quello della sua riscrittura. E attenzione, anche se queste entrate arrivassero, perché guardate che il governo potrebbe anche con un decreto, no, recepire le norme di attuazione sulle quali c'è già accordo e trasferire queste risorse. Il problema è che noi queste risorse comunque non potremo spenderle, perché per via del patto di stabilità interno c'è un limite a livello della spesa pubblica in Sardegna. E questo livello di spesa, guarda caso, è rimasto identico al 2005. Quindi lo Stato da una parte ti può anche trasferire queste risorse e dall'altra però tu non le puoi spendere. Quindi è stato inutile questo trasferimento. Quindi capite, l'avvertenza delle entrate è molto complessa. Bisogna agire non soltanto sul versante dell'autonomia finanziaria di entrata, ma anche sul versante dell'autonomia finanziaria di spesa. E per fare questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivendicare la integrale regionalizzazione delle competenze di spesa. Cioè, se noi su ciascuna funzione pubblica riusciamo a concordare con lo Stato un regime tale per cui di quella funzione ci facciamo carico esclusivamente noi, quella funzione, per giurisprudenza costituzionale costante, è sottratta al patto di stabilità. Su quella funzione lo Stato non può più esercitare poteri di coordinamento finanziario. Questo significa che su quella funzione non abbiamo più limiti di spesa.
I limiti di spesa che valgono per la Sardegna non valgono per il Trentino Alto Adige, per la Valle d'Aosta, con riferimento a quelle funzioni che queste due regioni esercitano autonomamente. Noi dobbiamo ricercare una condizione di questo tipo. Questo, ripeto, nel breve e nel medio periodo. E nel lungo periodo? Nel lungo periodo, Keynes diceva siamo tutti morti. In realtà qua il lungo periodo può essere da un punto di vista temporale anche non molto lontano. Nel lungo periodo, però, supponete che la Sardegna riesca a trattenere i 10 decimi delle risorse fiscali che sono generate dalla Sardegna. 10 decimi. Il Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, se siamo quanti? Sono sui 9 decimi. Noi tratteniamo i 10 decimi. È chiaro che se noi tratteniamo i 10 decimi dobbiamo farci carico non soltanto delle funzioni che esercitiamo attualmente, ma dobbiamo farci carico anche di funzioni ulteriori. È chiaro che lo Stato ti dice io ti consento che tu trattenga tutte le risorse, allora fatti carico di tutte le funzioni. Guardate che l'indipendenza economico-finanziaria è questa: io mi faccio carico di tutte le funzioni potenzialmente esercitabili sul territorio, ma le finanzio tutte. Dal punto di vista economico conviene, i conti tornano. Ora, supponete che la spesa